Sono sbarcati a Lampedusa i 99 subsahariani che erano stati soccorsi ieri pomeriggio nel canale di Sicilia dal pattugliatore Gagliardo. I migranti sono stati portati al centro d'accoglienza dell'isola, dove già si trovavano altri 95 profughi. Intanto due gambiani, Abdulini Giai di 25 anni e Famara Chiatta di 22, sono stati fermati dalla Polizia di Stato perché ritenuti gli scafisti di un gommone con a bordo 89 migranti soccorso martedì scorso dalla petroliera Conti Agulas al largo delle coste libiche. Sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'imbarcazione era salpata assieme a un secondo gommone con a bordo 94 persone salvate sempre dalla stessa motonave, il cui presunto scafista, un senegalese di 21 anni, Carlo Boi, è stato fermato ieri dalla squadra mobile di Ragusa. Tutti gli extracomunitari sono stati sbarcati nel porto di Pozzallo. All'identificazione dei due scafisti gli investigatori sono giunti grazie alle testimonianze dei migranti. I due gambiani, consapevoli degli sconti di pena, si sono assunti le loro responsabilità ed hanno ammesso di essere gli scafisti del gommone. Secondo quanto accertato, i due si erano divisi i compiti: uno teneva il timone perché pratico per aver fatto il pescatore, l'altro la bussola. I due avrebbero tratto un bassissimo profitto. Stando a quanto dichiarato dai testimoni, gli organizzatori hanno incassato circa $50.000 a gommone. I due arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Ragusa.